Domani a Genova sarà il giorno del ricordo. Ad un mese esatto dal crollo del ponte Morandi la città si fermerà per un minuto alle 11:36, orario esatto in cui il viadotto sul Polcevera si è spezzato trascinando con sé la vita di 43 persone e sconvolgendo quella di centinaia di altri ancora oggi sfollati. Genova ricorda ma non si ferma, va avanti, sono le parole con le quali il sindaco Marco Bucci ha invitato tutti i cittadini a vivere insieme questo momento. Ciascuno lo farà laddove si troverà allo scoccare del minuto esatto, sia a Genova ma anche nel resto della Liguria. Diversi i comuni anche nel Tigullio che terranno le bandiere a mezz'asta e resteranno in silenzio alle 11:36. I rappresentanti delle istituzioni lo faranno al cospetto di quello che resta del viadotto crollato, a poche centinaia di metri dal teatro della tragedia che ha spezzato tante vite incolpevoli e diviso in due una città, ma non solo. Al termine del minuto di silenzio suoneranno le sirene delle navi in porto e le campane di tutte le chiese della città. La giornata di commemorazione continuerà poi il pomeriggio con una cerimonia in piazza De Ferrari a cui seguirà la celebrazione di una messa in suffragio in San Lorenzo, a cui parteciperà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Intanto, in attesa del decreto governativo per l'emergenza a Genova, ieri sera fa sapere il Presidente della Regione Liguria, c'è stata una lunga telefonata proprio con il Premier Conte. A questo proposito è stato fissato per il 25 di settembre l'incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi. Il giudice per le indagini preliminari Nadia Nutini ha mandato l'avviso ai 20 indagati e alle 145 parti civili. Quello di fine settembre servirà soltanto a consentire le operazioni di rimozione e catalogazione dei detriti e per l'abbattimento dei monconi del viadotto. In un secondo tempo verrà fissato un altro incidente probatorio per stabilire le cause del crollo. Il GIP ha nominato 3 periti. Si tratta del professor Giampaolo Rosati del Politecnico di Milano, il professor Massimo Losa dell'Università di Pisa e il professor Bernard Elsner dell'Ateneo di Zurigo. I 3 docenti sono esperti di tecniche delle costruzioni e durata dei materiali e dovranno capire con esattezza cosa è successo alle 11:36 di quel fatidico 14 agosto.